Allora, torniamo, adesso voglio dare la parola, detto questo, quindi abbiamo sentito grosso modo quelli che potrebbero essere i cambiamenti, pro e contro, poi ridaremo la parola anche ai consiglieri, naturalmente, oppure voi alzate le mani per intervenire. Sì, prego. Io volevo solo dire una cosa, perché non mi sembra corretto, se no si parla, sembra quasi che noi vogliamo mettere le mani su... No, non è corretto. Prima di tutto non è niente vero che vengono smantellati e non esistono i servizi ispettivi, perché i servizi ispettivi, un consigliere lo deve sapere, ce ne sono due in sanità, uno che fa capo al consiglio, per ogni consigliere, e non fa servizio ispettivo sanitario, ma solo servizio ispettivo amministrativo, e uno che fa capo al presidente e alla giunta che fa il servizio ispettivo sanitario. Sarebbero i controlli. Bene. Per spiegare ai nostri telespettatori. Servizio ispettivo fa capo al consiglio, ogni consigliere regionale può ordinare un'ispezione, no, in campo sociosanitario, non se ne parla nemmeno sul PDL 23, quindi rimane a tutti gli effetti perché è una norma che riguarda il consiglio regionale. Certo. Quello che riguarda il consiglio ispettivo, cioè il servizio ispettivo sanitario, che fa capo al Presidente della Giunta, è delineato nel PDL 23 e non è altro che quello che c'è oggi e che viene riconfermato domani. Esiste tal quale. Secondo, non si può, il servizio, dire che non esiste solo per far pensare che si voglia, no, in qualche modo non far capire o non far controllare le cose, perché sempre all'articolo 2 c'è scritto, paragrafo 7, la giunta regionale, sentita la competente commissione consigliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività di Azienda Zero e ne controlla l'attuazione. La giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero nei termini e con le modalità stabilite con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, anche mediante organismi terzi. E qua ci inseriamo sul collegio dei revisori che si dice uno se lo nomina. Allora, parliamoci chiaro, il collegio dei revisori anche oggi lo nomina il direttore dell'ULSS, perché è l'atto di determina con cui designa, ma non li sceglie lui, è diverso l'atto di determina di designazione dalla scelta. La scelta è prevista dalla legge e non cambia sul PDL 23, è prevista dalla legge con la scelta di uno che lo decide il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, e uno che lo decide il Ministero. Quindi, voglio dire, è uguale, identico anche dopo. Non confondiamo la determina, l'atto di nomina con la scelta, che sono due cose totalmente diverse, se no la gente non capisce. Pensiamo che uno voglia farsi le regole, voglia anche controllare. Ci sono delle leggi che sono superiori a noi, per i quali non possiamo transigere. Non andava benissimo la precisazione. Rita Turati. Parti sociali, quindi rappresenta un po' la categoria degli anziani, dei pensionati, dei maggiori fruitori dei due servizi, sanità e sociale. Voi come la vedete? Vi siete più volte pronunciati congiuntamente anche agli altri sindacati? Sì, noi ci siamo pronunciati come sindacato dei pensionati, l'abbiamo fatto sia come categorie, no? Sia come confederazioni, e adesso stiamo proseguendo, facendo anche noi le nostre riunioni anche nei territori e partecipando alle assemblee che si fanno aperte anche dei sindaci eccetera. Ma ascoltando adesso il presidente Borò mi verrebbe da chiedermi, ma se già certe cose ci sono, che bisogno c'era di inventarsi un'azienda zero, no? Cioè se già i controlli... No, aspetta, adesso arrivo, un minuto solo. Che bisogno c'era se appunto già i revisori, i controlli, eccetera, eccetera, ci sono già. Basterebbe far funzionare l'assessorato regionale alla sanità, che fra i suoi compiti, così come recita la legge nazionale, avrebbe proprio anche questi. Okay? Questa è la prima domanda che mi verrebbe da farmi. Dopodiché io non sono pregiudizialmente chiusa, capisco che c'è un problema di razionalizzazione della spesa e anche di modalità che siano il più omogenee possibili a livello regionale, dal punto di vista, che ne so, gli esempi che faceva lo stesso Presidente, no? Gli acquisti, il sistema degli acquisti, eccetera. Ecco, l'idea che mi sono fatta io, leggendo prevalentemente la stampa e qua e là partecipando a qualche discussione nei territori, è che quella legge sia stata fatta in modo frettato, senza rendersi conto esattamente che cosa significavano alcune parole piuttosto che altre, perché questo tema non è un caso della programmazione che viene imputata poi
la rilettura dice programmazione finanziaria, in realtà chissà perché andando a leggere tutto l'articolo 2 tutti l'abbiamo interpretata come un'espropriazione non solo della politica degli eletti, del Consiglio, quindi regionale, ma degli stessi sindaci che hanno una responsabilità diretta nel territorio appunto della salute del cittadino, un'espropriazione da parte di tutti quei soggetti che avrebbero il compito appunto di contribuire al benessere di quella comunità, di quei cittadini. Cioè, c'è stata una sollevazione di popolo, non penso che siamo tutti così fuori di testa, cioè gente, adesso io non è la mia materia, l'unica materia di cui mi occupo, però insomma è un po' che mi occupo della sanità e appena ci siamo messi lì a leggerla collettivamente questa ci è balzata agli occhi. Non siamo così sprovveduti, vuol dire che qualcosa, anche per come è stata scritta, quella legge insomma, contiene delle robe magari scritte in fretta, insisto, io non voglio denigrare più di tanto, io dico che però questo pezzo qui è un pezzo per noi dirimente fondamentale. Abbiamo detto tante volte, tant'è che c'è scritto anche nelle note che abbiamo fatto sia come categoria che come confederazioni, che siamo d'accordo con il Presidente Zaia quando se la prende con Renzi che taglia a livello nazionale i fondi senza confrontarsi con nessuno, non tiene conto dell'ANCI, non tiene conto del parere delle regioni, benissimo, siamo assolutamente d'accordo, chissà perché poi quando spetta a lui decidere la riorganizzazione, adesso non uso il termine epocale come diceva la conduttrice, ma insomma una roba che dal punto di vista della riorganizzazione sanitaria nel territorio veneto ha una valenza analoga se non superiore dal punto di vista dei poteri che mette in campo al piano sociosanitario varato nel 2012, cioè lui decide, dà due mesi di tempo e poi morta lì. Invece una roba di questo genere avrebbe bisogno quantomeno di una discussione attenta, di capire dalla nonna del consigliere Berti fino ai miei pensionati che comunque sono 210.000 in questo territorio ed è una delle prime cose che mi chiedono ogni volta che andiamo a fare riunioni. L'altra cosa, adesso io ne cito solo due che sono quelle più eclatanti per me, diciamo. Dopo vediamo appunto cosa è possibile. Sì, poi facciamo il giro. Oltretutto appunto il confronto andrebbe fatto anche perché questi risparmi che vengono previsti, e a me piacerebbe sapere sulla base di cosa, perché sono comunque persone che lavorano, perché tu vai a tagliare adesso non solo i dirigenti, ma quando parli di uffici tecnici, cioè quantomeno si dovrebbe aprire un tavolo di confronto con chi rappresenta quei lavoratori. Non è possibile di nuovo, e torno al ragionamento che facevo prima. Ultima cosa che voglio dire è sul merito. Anche qui io non mi soffermo tanto e solo sulla quantità di ULSS che poi alla fine vengono previste in quel progetto. Nel senso 7, 12, so che c'è una discussione. La cosa che a me interesserebbe è: facciamo un'analisi di ciò che è successo dal 2012 ad oggi dal punto di vista di ciò che è cambiato e di come si è trasformata la sanità del Veneto a fronte del nuovo piano sociosanitario, perché già allora c'era un impegno importante, no? È quella di dire rendiamo più efficienti, razionalizziamo la rete ospedaliera, allarghiamo invece per rendere più omogeneo la medicina di territorio. Mettiamo soldi sulla medicina di base, per esempio, no? Con l'aggregazione dei medici, intensifichiamo, diciamo, il ruolo, diamo più potere al distretto e quindi di conseguenza anche i sindaci, facendo diventare quel luogo lì un luogo di programmazione che mette assieme l'azienda sanitaria con i sindaci, eccetera, eccetera. Bene. Non siamo partiti da un'analisi di questo tipo, almeno a me non pare, io non vedo che ci sia. Ecco. Io penso che prima di arrivare a dire quante, e io anche qui non ho pregiudiziali di chiusura, mi piacerebbe partire da un'analisi di territorio, cosa c'è, cosa non c'è, su cosa si prevedono, se ci sono queste previsioni di risparmio e come li si vuole reinvestire e su chi, perché sono persone fisiche normalmente, no? Quindi sono persone con lavoro. Chiarissimo. Diversa carne al fuoco, prego i due consiglieri la parola per rispondere perché poi devono fare un po' il giro. La prima che bisogno c'era? A parte, mi permetta la battuta, ma
io mi sono confrontato in audizione, si chiamano audizioni e ascoltiamo le parti, ma mi sono confrontato, è un altro film. Io sto parlando, mi scusi, non volevo interromperla, ma un conto è l'audizione, importantissimo. Un altro conto è il confronto di merito. Scusi, per provare a trovare delle mediazioni. Allora le ridico la battuta. Come lei fa a parlare di confronto quando fate le serate di confronto a Mestre dove invitate tutti al di fuori della maggioranza? Cioè non so come fate a confrontarvi con questo, perché questo è quello che avviene. Voi fate gli incontri sul territorio dove invitate Movimento 5 Stelle, PD, l'NCD, invitate tutti, però un rappresentante della maggioranza che venga a spiegare il provvedimento non c'è. Guardi che è dato di fatto. Quindi il confronto per me è quando si ascoltano tutti, non solo una parte. E per questo io il confronto sul territorio l'ho fatto con le associazioni, sono andato ad ascoltarmi le conferenze dei sindaci, sono andato ad ascoltarmi i sindaci, sono andato ad ascoltarmi gli esecutivi. Ho viaggiato per il Veneto ad ascoltare e sono andato a confrontarmi. E di fronte a questo confronto fatto da una parte direttamente sul colloquio diretto nel territorio e dall'altra parte ascoltando quanto vengono a dirti tutte le associazioni, perché non abbiamo chiuso la porta a nessuno, su quanto vengono a dirti, abbiamo deciso e abbiamo preso le nostre decisioni il fatto dove riteniamo si possano fare delle modifiche perché le riteniamo utili. Bene, allora di fronte al fatto che si pone un progetto di legge, si fa le audizioni, si fa il confronto e si decide anche di modificare perché pensiamo siano suggerimenti giusti, non va bene perché dovevamo pensarci prima, perché dovevamo depositare un progetto di legge perfetto e immodificabile. No, se la cosa è perfettibile come tutte le cose nella vita, si depositano le idee, i progetti di legge e nel corso del suo iter procedurale si vede anche cosa si può fare, cosa modificare. Ad esempio i suggerimenti ne sono arrivati tanti altri che non abbiamo accettato. Uno fra questi il fatto di dire non 7 ULS, 10, 12, no, ma lì c'è perché? O addirittura qualcuno ha fatto anche la proposta che le ULSE siano su base di ambito territoriale ottimale, non provinciale. Questo non è possibile. Non è possibile per una questione di snellezza burocratica. Quando sono state ridotte le ULS nel 95 a 21, sono passati 20 anni e ancora oggi ci sono fascicoli aperti di contenziosi per il fatto di contrattualistica, patrimoniale, perché è un problema. L'unione, la fusione di ULS esistenti all'interno della stessa provincia ci garantisce una snellezza burocratica su questo ambito molto più veloce per non trovarci fra 20 anni a discutere di contenziosi che sono nati in contesto lavorativo, che sono nati in contesto di suddivisione patrimoniale, contenziosi esistenti che non trovano più la conclusione, perché poi è così che funziona, no? Le leggi, sappiamo, la burocrazia delle leggi di questo Stato non le abbiamo fatte noi, cioè anche noi dobbiamo rimanerci dentro. Sì, ultima cosa velocemente, perché dopo appunto la parola anche agli altri. Tanto la parola stava dicendola. No, scusi. No, dal 2012 ad oggi c'è già stata una riforma sanitaria, no? Nel frattempo, medicina di base doveva essere un po' più forte. No, quella è la programmazione. Allora, il PDL 23 non parla di programmazione. Il piano sociosanitario, cioè la programmazione della sanità e quindi le schede ospedaliere, poi tutto ciò che è la ricaduta del servizio. Per quello dico, invito la nonna di Berti, casomai in audizione, e sarà mio compito spiegargli. Cioè che il servizio al cittadino non è il fatto che risparmiamo soldi per fare un servizio ad esempio di selezione pubblica, no? Di concorso pubblico unitario e non 7 volte la stessa cosa, ma è che la nonna, ma qualsiasi altro cittadino, vada dentro all'ospedale o dentro all'ufficio ambulatoriale e abbia la sua prestazione. Questa è l'efficienza e questa è l'efficacia del servizio sociosanitario sul territorio. La programmazione che è stata fatta nel 2012 e scadrà nel 2016, perché il piano è 2012-2016, sicuramente ci sarà poi da prendere in mano la programmazione che è in scadenza e quindi la sua programmazione sul territorio, le schede, ma non è tema di discussione del PDL 23. Perfetto, non andava precisato per non addetti ai lavori. Do la parola a lei Presidente, in modo che anche gli altri possano parlare, poi abbiamo la pubblicità. Sì, penso però sia importante una riflessione iniziale che gioverà sicuramente al dibattito.
se noi ne facciamo una questione di area politica, no, di no, partito no, qui stiamo politico, parlando, non si è tirato fuori per adesso. No, ne viene fuori perché poi l'argomento. si parla di chi rappresenta i sindacati, chi rappresenta i Qui movimenti. non, Io credo che la sanità è e deve rimanere una materia super partes, per cui tutti dobbiamo occuparci, i cittadini e le forze ecco, voi politiche. precisi per i telespettatori, chi rappresenta lei? Io rappresento Cittadinanza Attiva, che è un'associazione che racchiude in sé diverse attività, tra cui la rete del Tribunale per i diritti del malato. Avete avuto l'audizione, siete stati già in audizione? Noi sì, il giorno 13 ottobre siamo stati ricevuti e abbiamo lasciato anche un documento con tutti i punti che poi, se sarà possibile, li leggeremo. Il punto è che siamo partiti già almeno noi 3 o 4 anni fa con un convegno fatto a Verona con esperti di economia che ci hanno spiegato molto serenamente che il sistema così com'è oggi, non solo in Veneto ma in tutta Italia, in Veneto in particolare, non regge, cioè non è sostenibile. Quello Veneto non è sostenibile? Quello Veneto no, ma tutto il sistema nazionale. Lei consideri che noi già oggi spendiamo in Italia meno della Francia e meno della Germania come spesa medica pro capite per cittadini e siamo addirittura sotto la media europea. Quando facciamo il confronto europeo lo facciamo con regioni dell'Europa che sono, come dire, un tantino più indietro rispetto al nostro benessere dal profilo sanitario e socio-economico. Quindi se noi non teniamo conto di tutto ciò, allora le proposte fatte di area o altre non si recepiscono. Cercherò di approfondire meglio questo punto che è importante. Se io posso gestire la sanità senza privare i servizi e quindi i cittadini, cioè che non viene meno l'assistenza sanitaria che noi adesso, di tutti, perché quello è il timore se voglio preoccuparmi di questo e se so che in futuro non ce la faccio a sostenere il sistema, devo necessariamente intervenire adesso. In che modo? Noi sono alcuni mesi che ci stiamo pensando, che stiamo provando e abbiamo pensato, e poi dopo lo vedremo dopo alla fine chi ha ragione e chi ha torto, perché poi un sistema può anche essere efficace, efficiente, però se non viene poi effettivamente realizzato, perché non c'è la volontà politica e quindi l'indirizzo politico, non ne veniamo fuori. Lei può fare solo un progetto, la legge 23, ma anche lei, consigliere Berti. Poi alla fine però se effettivamente le preoccupazioni perché si accendono i poteri, perché viene privilegiata un'area rispetto ad un'altra, non ne veniamo fuori. Quindi noi già abbiamo proposto, in buona fede, e ci assumiamo le responsabilità da cittadini, ma è ovvio che sono le forze politiche che sono delegate da cittadini a fare l'interesse e le scelte giuste. Noi semmai come cittadini verificheremo dopo sul pezzo, cioè quando il cittadino esce fuori dall'ospedale interveniamo dicendo come ti sei trovato, hai avuto l'assistenza, ti sei lamentato. Questo è fondamentale. Ora rispetto a questo, anche per sintetizzare, poi lasciamo che gli altri parlano, sì, è più importante, voglio dire, che ci siano 21 aziende più le 3, le 2 speciali e l'istituto oncologico, o che ne siano 7. Se nella sostanza gli ospedali restano quelli che sono, quindi la rete ospedaliera non viene meno, guardate, non è un assist per il Presidente della Comunità Commissione, ci mancherebbe altro, che noi comunque giudicheremo dopo e lo diremo, senza bisogno che facciamo una questione di partito, ci mancherebbe altro, allora non faremo volontariati. Soltanto dopo lo potremo dire, però se effettivamente la terna da 21 più 3,24 passa soltanto a 7 più l'azienda 0, ovvio che le preoccupazioni di un politico che quella deve fare, dice c'è un accentramento di potere, ma nel frattempo i cittadini dicono ci sarà anche un accentramento, diciamo, nelle scelte di acquisto, non va singolarmente, in parte già si fa, però sarà poi una centrale di acquisto per i beni e gli strumenti di sanità. Quindi noi sostanzialmente, al di là dei progetti in sé, 7, 12 o 15, è ovvio che meno direttori generali, meno direttori sanitari, meno direttori sociali, amministrativi, tutto ciò ci incide, va a incidere sicuramente sui costi. E quando si tratta di tagli, perché dal governo nazionale, ancora oggi si parla di tagli alla sanità, i cittadini sono preoccupati che il taglio porta un po' come all'intervento chirurgico. Tu stai tagliando, mi stai mettendo in condizione già la diagnostica è stata messa in discussione seriamente. Certo. Poi parleremo della provvidenza se abbiamo il modo di farlo successivamente, però che non sia terreno di scontro di aree politiche, questo non farebbe bene a nessuno. Noi dopo vi aiuteremo a vedere esattamente, a misurare sul territorio il vero termometro, ve lo daremo successivamente di cosa è successo. Voi riflettete adesso perché avete in mano questa responsabilità. Chiarissimo, diamo la parola adesso a Berti e anche naturalmente al Presidente Boron, subito dopo la pubblicità, tra poco.